abbiamo inquadrato un poco di più Maurizio Colonna, che è un chitarrista tuttora all'avanguardia, nel senso che lui costruisce e suona queste musiche. È stato anche a un festival di Sanremo dove fa le acrobazie, gli hanno tagliato fino a 4 corde e lui con 2 corde riusciva lo stesso a fare queste cose. Però cioè, il risultato è quello. È una cosa divertente, molto piacevole, acrobatica, perché veramente è una cosa che viene curata di più la velocità piuttosto che la melodia. Ecco. Passiamo a un altro brano invece, facciamo venire la violinista Aurora Di Garbo e Rocca Giuseppe. Allora, il brano che ci suoneranno è una serenata di Mauro Giuliani. Mauro Giuliani per la chitarra è tutto, è uno dei pochissimi, che veramente ha fatto e ha costruito un mondo intorno alla chitarra. Quando si parla di rinascita della chitarra è perché c'è stato un decadimento fino all'inizio, verso la fine dell'Ottocento. Poi c'è stata una rinascita nuova, diciamo dovuta proprio all'abilità di questi concertisti, perché praticamente per mangiare dovevano scrivere la musica e poi suonarsela pure, perché altrimenti parliamo di fine 1800, per cui così bisognava fare. E se la musica non era bella non mangiavano, quindi assolutamente doveva essere bella, gradevole, ecco, gradevole. Allora, una prima parte viene suonata appunto dal violino e chitarra e a seguire poi richiameremo invece il flauto. Serenata di Mauro Giuliani.